Assessore, tanto sono finalmente partiti i lavori da Santa Caterina che risolverà il problema della Udine-Pordenone. Sì, oggi siamo venuti col collega Panontin a vedere questo cantiere, che è un cantiere veramente di grandi dimensioni, in quanto non si tratta di un semplice sottopasso, ma di una rotatoria interrata che quindi comporta movimenti di terra importanti e importanti opere edili e infrastrutturali. Siamo appunto molto soddisfatti dell'avanzamento dei lavori, sembra che a giugno si inizieranno con le spinte dei ponti per fare i sottopassi ferroviari. Questo intervento così complesso permetterà l'eliminazione di uno dei 4 passaggi a livelli più pericolosi d'Italia, nel senso che la sua pericolosità, visto la localizzazione e la quantità di traffico attraversato, lo mette appunto ai primi posti. Questo evidentemente sarà quindi un risultato che darà non solo una maggiore sicurezza ai cittadini, ma anche che viaggeranno sull'auto, ma anche una maggiore sicurezza al traffico ferroviario. Quindi ben venga l'ultimazione di quest'opera, per il quale appunto la Regione dà tutto il proprio supporto. Assessore Panontin, un'opera strategica in cui la Regione interviene per supportare la provincia di Udine. Sì, la provincia di Udine sta eseguendo questo importante cantiere che ovviamente rientra tra quelle che possiamo definire le opere strategiche di valenza regionale, nel senso non interessano evidentemente solo la città di Udine, ma il collegamento principale Udine-Pordenone su Ponte Bana, e quindi il Presidente e il Vicepresidente hanno chiesto anche a me di rendermi conto dell'importanza di quest'opera in vista delle coperture che la Regione potrà probabilmente garantire nell'immediato futuro in termini di spazi finanziari. Abbiamo finanziato quest'opera sostanzialmente con risorse economiche e oggi c'è però il problema del patto di stabilità e il fatto di poter consentire alla provincia di spendere fino in fondo le risorse regionali che ha per chiudere questo cantiere quanto prima.